Il presunto omicida Viktor Tamashuk, romeno di 28 anni, è stato fermato e trasferito in carcere a Vicenza. Dunque il compleanno finito nel sangue non è più un giallo. A Monticello Conteotto, in via Fogazzaro a Cavazzale, il camionista Tiziano Segato, 64 anni, divorziato e padre di 3 figli, è stato ucciso al termine di una lite con il suo coinquilino, che deve rispondere di omicidio preterintenzionale. L'ipotesi che sia stato ucciso a calci e pugni. La vittima era stata trovata morta ieri mattina intorno alle 11 nella sua abitazione. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che in poche ore ha portato al fermo del coinquilino, che da qualche tempo viveva saltuariamente con la vittima e collaborava con lui anche in alcuni lavori. Come detto, l'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Vicenza con il sostituto Hans Roderick Blattner insieme alla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi è quella di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, all'interno dell'appartamento è scoppiata una lite violenta. Non si esclude per futili motivi, una discussione degenerata fino all'aggressione fatale. A chiamare i soccorsi è stato proprio il 28enne Tamashuk. Quando però i sanitari del SUEM sono arrivati nell'abitazione, per Tiziano Segato non c'era ormai più nulla da fare. Da quanto emerge, la convivenza era nata per ragioni pratiche ed economiche. Segato avrebbe ospitato il giovane per aiutarlo, ma tra i due non sarebbero mancati contrasti, discussioni e tensioni, forse anche per soldi, e aggravate dall'alcol. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il ricordo del fratello della vittima, Tullio Segato, ex investigatore della squadra mobile e oggi criminologo, che lo descrive come un uomo buono, disponibile, forse perfino troppo. Era un buono, ma ingenuo, sono sconvolto, ha detto ai cronisti. Parole che raccontano tutto il dolore di una famiglia e lo smarrimento di un'intera comunità, mentre ora l'inchiesta farà piena luce su una morte tanto brutale quanto improvvisa.